Questi denti sono brutti, denti fissi su impianti storti, con un incisivo più alto, uno più stretto, uno più largo e una composizione approssimativa. Questi denti invece sono in avanti, spioventi. Questa è la posizione corretta di come devono essere invece i denti perfetti. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Questi sono dei denti perfetti con dei materiali opalescenti che permettono dei riflessi che rendono il sorriso naturale. Fai attenzione perché le protesi non devono essere concave, perché se raccolgono cibo perderai gli impianti per infezioni. E fai attenzione perché se non hai una protesi convessa che si avvita sugli impianti, penserai di aver risparmiato i soldi, ma in realtà hai buttato gli ultimi quattrini che avevi messo da parte nel salvadanaio. Il punto quindi non è mettere denti su impianti, il punto è fare un buon lavoro sugli impianti dentali protesico, perché se non è fatto bene rischierai solamente di buttare gli ultimi risparmi. E il cibo che si accumulerà sarà la causa della perdita di questi risparmi. Le protesi delle volte vengono fatte in maniera non competente. L'obiettivo è fare una buona offerta economica per attirare pazienti e avere tanti soldi sul conto bancario. Conosco bene queste situazioni nell'Est Europa e faccio questi video educazionali proprio per mettere l'attenzione, accendere un faretto per far capire i rischi che si corrono a risparmiare eccessivamente in cliniche che non hanno attenzione ai dettagli. Denti lunghi come i conigli, denti di plastica finti che dureranno poco, che al primo morso si romperanno. I denti di sotto generalmente non sono così larghi, sembrano fatti da un bambino, dei denti finti. Denti che sono troppo bianchi, queste sono immagini prese dal web, dai profili Facebook di cliniche che attirano pazienti con delle strepitose offerte di tutti i denti su impianti dentali. Come vedi hanno sbagliato il colore, sono troppo bianchi. E questi invece sono dei denti storti addirittura, denti fissi su impianti a 1.700 euro storti, ok? Non è una questione ho speso poco, ho preso una fregatura, questa è la verità. Il punto non è mettere i denti all'estero per spendere meno, il punto è andare all'estero ma cercare chi lavora bene all'estero per risparmiare soldi, perché se no corri il rischio di avere dei denti invece che dritti e in asse col tuo viso, dei denti che ogni sorriso ti creerà un imbarazzo a stare con le persone e magari qualcuno se ti dovesse chiedere dove hai fatto i denti avresti persino imbarazzo a dire dove sei andato a cercare di risparmiare. Rischieresti di essere bullizzato e deriso. Basta errori medici, cure fatte male dal dentista, risolvi una volta per tutte completamente i problemi della tua bocca. Per scoprire il sistema Bocca Bionica clicca sul link in descrizione.